Tante volte ci siamo trovati ad andare in vantaggio e allora può subentrare il pensiero di una mezza gestione della partita, allora ce la possiamo complicare, ma diventa una cosa inconscia, ecco, non è mai dipesa dal fattore fisico. Non saremo mai al top della condizione, ma non abbiamo neanche mai attraversato un momento di riflessione. Questo sì. Messi sotto proprio fisicamente, no, forse vabbè, Varese è stata una partita un po' così anomala per il secondo tempo. Sì, abbiamo lasciato spazi enormi per i contropiedi, però comunque sia è stata un'altra partita che abbiamo affrontato, mi sembra fosse appena stato cambiato l'allenatore da loro, quindi sì. Era un'altra squadra che in quel momento sembrava una squadra in difficoltà, quindi noi le abbiamo, non dico cannate tutte, ma tante di quelle che erano in difficoltà, sì, penso che siano più che sufficienti. Sì, anche perché hai detto che 5 sono un po' troppe di sconfitte. Se si vuole fare un campionato di vertice... Siena, Atalanta 8, l'Atalanta 7 il Siena. Abbiamo un margine d'errore sottigliato. Secondo girone di torno direi di sì, se vuoi andare su diretto. No, per questo dico che ogni tanto ci va intelligenza a fare qualche pareggio in più, ecco. Bene. Calori l'hai sentito adesso che è rientrato in pista? No, perché siccome quando sei subentrato vi detto che eravate comunque amici nella vita, ma che preferivate... No, amici, io ci ho giocato contro una vita e lui era una bravissima persona, sì, no. Però in quel caso io l'ho sostituito, mi sembrava ipocrita. Ma in quel caso lì l'ho capito, condiviso, adesso che è rientrato in pista.